Tassa di soggiorno ad Agrigento in attesa del 15 luglio, giorno in cui si accenderà il semaforo verde. Il piatto delle reazioni è servito. Ci sono i pro e i contro, ma anche chi contesta il metodo, come la CNA di Agrigento. È una impostazione di lavoro che non condividiamo, afferma il responsabile provinciale del settore turismo della Confederazione, Pier Filippo Spoto, e fa il bis con la recente questione legata alla tassa di stazionamento, che è stata calata in modo scriteriato, senza un preventivo e opportuno momento di confronto con gli addetti del settore e con le organizzazioni di categoria. E nel merito della tassa di soggiorno si innesta l'intervento di Giuseppe Patti, responsabile provinciale del comparto, che abbraccia sempre all'interno della CNA hotel, ristoranti e caffetterie. Patti stringe l'obiettivo su una serie di criticità, partendo proprio dall'entità della tariffa. Il costo va ridimensionato, almeno nella prima fase, sottolinea, tenuto conto che la città in termini di servizi pubblici offre davvero poco o nulla al turista che pernotta nelle strutture ricettive. Per non parlare poi che Agrigento è alle prese con un pesante deficit viario e vive una marginalità geografica non indifferente. E inoltre nell'immediato andrebbe pensata una sorta di moratoria per le pernottazioni già fatte, ma anche l'opportunità di porre un limite sia in termini temporali che di nucleo familiare. E i proventi ricavati, spiega il presidente della CNA della città dei Templi, Emanuele Farrugia, dovranno essere reinvestiti nell'ambito esclusivamente turistico per migliorare la ricettività. Un'attività di programmazione e di monitoraggio da realizzare attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico permanente, aggiunge Farrugia, che vede al suo interno la presenza attiva e operativa degli addetti del settore e delle organizzazioni di categoria. E intanto la maggioranza di Aula Sollano esulta. Agrigento avrà la tassa di soggiorno come tutte le città moderne e a vocazione turistica, sono le parole del capogruppo di Agrigento Cambia, Pietro Vitellaro, che poi aggiunge: si tratta di un'opportunità che ci consente di avere risorse per il decoro urbano, per incrementare il marketing turistico e per rendere sempre più accogliente Agrigento agli occhi dei turisti. Le polemiche non servono, tuona Vitellaro. Sarebbe quanto mai opportuno, sono invece le parole di Gioacchino Alfano, anche lui consigliere di maggioranza, che gli operatori oggi, mettendo da parte le critiche, facessero quadrato con l'amministrazione ad attivare un proficuo dialogo che consenta a tutti i soggetti interessati, ognuno per le proprie competenze, di partecipare non da semplici spettatori ma da attori protagonisti all'azione amministrativa per portare la nostra città allo splendore che merita.